sono Stellaris. Allora, Gianmarco. Non sono Gianmarco. Salve. Io non sono Gianmarco. Salve signor Gianmarco. Allora, oggi abbiamo un simulatore, Gianmarco. Sì. Che io l'ho visto, Eh, pensando ai problemi di ieri, no? sì. La città, almeno un negozio riuscirò ad aprirlo. Però questo è già aperto, quindi non conta. No, questo mo è un attimino da ristrutturare, da mettere a nuovo e tutto. Vediamo un attimo com'è la situazione e ci regoliamo di conseguenza. Allora, io faccio nuova partita. Che tanto cioè che non possiamo fare. Nuova partita, che vuoi fare? Slotta. Caricamento. Carica un po', dai. Allora, obiettivo. Serve i clienti 25. Guarda che bel negozietto che abbiamo. Una meraviglia. Guarda qui come siamo messi bene. Livello negozio 1 abbiamo $50, sono le 8 di mattina, il tempo è buono. Una bella cittadina. La verità. Tutorial. Qualcosina. Andiamo a sentimento? Sì. Andiamo a sentimento. Allora, Trasportare. questa è la cassa. Dando perché è giusto così. Noi abbiamo cose, abbiamo un computer. Allora, mercato, possiamo mettere cereali, Sì. i Choc-Pix, Sì. pane a fette, farina, olio, pasta e zucchero a velo. Già un gioco di Maccatani che solo una confezione da 12 pezzi sta a $35, quindi dobbiamo scegliere un pochettino che cosa Sai prendere. cosa potremmo mettere in vendita oggi? Che cosa? Potremmo mettere in vendita dell'ottima carne secca di Wagyu. Ma tipo questa? Tipo questa. Ma stiamo a fare pubblicità, solo la cosa la bucata noi, quella è la cosa bella. Se è buona, Se è buona sponsorizzazione, sponsorizziamo anche subito. senza fare pubblicità. Assaggiamo. Appunto, Andiamo non all'assaggio. Aspetta. Toccare da qua. Premettiamo che non abbiamo la più pallida idea di che cosa sappia il Wagyu, quindi onestamente ci affideremo al gusto generico della cosa. La pasta pranzati. Vabbè, pasta Olio alle spiedes. Sì. Bello. Pane a fette rons. Va bene. La farina è tedesca. Sì. Craftung. Ecco qua. No, vaffanculo. Zucchero a velo su. Allora, andiamo nel carrello. Un po' di pasta. Madonna santissima. Un po' di zucchero a velo, siamo a $21. Un po' di farina. Olio. A posto. Allora, odore. Tu odora. Non dire niente, senti quello che ti dico io e mi dici quello sì. Già sta arrivando qua, già allora, odora salamino beretta. Sì, però quello buono fresco tirato fuori dal frigo. Allora, senza badare alle chiappe. Porco, questo è un pezzone di Wagyu. Non pensavo fosse così grande. Mi aspetti che l'assaggio con lei. Bello grosso. Così, alla tua salute, signori, alla vostra. Vediamo di che sa. È buono. Sì. No, cattiveria. Però salamino Beret lo ricordo effettivamente. Però è buono. Si scende proprio con piacere. Però 7 euro. Vabbè, no, pepato al punto giusto. No, comunque è buono. Comunque come snack lascia fare. Mo dovremmo trovare il Wagyu e assaggiarlo per vedere la differenza. Esatto. Quanti pezzi escono? Allora. Buono per vedere, no? Questo lo mettiamo qua. Poi la pasta pranzati. No, panzati, che giustamente fai la panza, eccetera, eccetera. Giustamente. E poi abbiamo la farina. La farina la mettiamo qua. Farina di soia. Ok, un paio di prodotti ce l'abbiamo. Questi li possiamo pulire.
col mocio? Assolutamente Il no. mocio Vileda? Allora, giusto non va a vedere che siamo un negozio e avevi fatto in un certo modo. Noi tutti gli scatoli li mettiamo nella monnezza, come è giusto che sia. Meno male che ho trovato la monnezza. Facciamo 2, facciamo 3. Ecco qua. Prego, così. Grazie. La sua pasta pranzati. Allora, noi apriamo questo punto. Aperto, signori, il negozio è aperto. E puoi scegliere anche il prezzo e tutto. Ok, il prezzo è gli giusto. sconti. Vabbè, è fatto abbastanza. No, come simulatore Gozzi direi che è sul pezzo. 0,99. Su. E dobbiamo Su, mettere su. i prezzi. Ok, allora, salve. Salve. Sono le 8 e tutto va bene. Giorno. Comunque proprio qua Pavanina Colina sto producendo bava, Gozzi. Non so se sia normale questa salivazione. Allora, $19. Un po' di pane a fette. Vai, mettiamoci anche il pane. Ma per caso, Sì. vicino al pane, Oh, c'è una cliente. Salve. potresti mettere del riso? Appena lo troviamo li mettiamo sugli scaffali vicini. Salve signore. Allora, un po' di susù e della farina. Salve. Sì. Allora, resto 2 e 27. 5, 6 e 7. Signora, come glielo do il resto? Signora? Signore, io il resto l'ho messo qua sopra. Confermo. Ah, ok, con spazio, a posto. A posto. Salve. Resto 47. Cioè, questa ha pagato con la 50, sta stronza, per $2. 5, 50, 75, 85 e 1,86. Grazie mille, arrivederci. Comunque è come GameStop la simulator così. Sì, ma quello è il genere manageriale, è quello. È quello. Salve. Poi basta. Pasta pranzati. Ha pagato pure lei col $50. Vabbè, ragazzi, tanto gli americani basta comunque. 58. Sono 20 e 22. Arrivederci. Allora, signora, salve a lei. Resto 0, a posto così. Penso che poi si possano assumere in futuro altre persone qua. La pasta Panzati, guarda che sta andando benissimo, ne abbiamo solo 2. Io nel dubbio ordino altra pasta perché la pasta la pranzati abbiamo $20 panzati qua. Siamo a mangiare solo la pasta. Ah, ma il pane a fette si chiama come il cantante? Sì. Ron. Sì. È finita la pasta. Oh, carta di credito. Vai. Allora, totale 0,99. Aspetta un attimo. Fermi. Quanto è il totale? No. Ah, ok. Mamma mia, manco $1. Vabbè, lascia fare. Grazie. Dica. 2,57. Perfetto, la a questo punto andiamo benissimo. Salve. Benissimo, andiamo proprio, guarda. Andiamo molto bene, molto bene. Insomma, pure un registratore di casa, se premi il numero. Non penso. Allora, un po' di pasta. Questo lo buttiamo. Vedo che la panzata ho preso anche del pane, però senza riso attualmente. Senza riso. Allora non vuoi prendere il riso? Ci un attimo che stiamo mettendo noi i prodotti, Il telefonino qua non mi piace. Aspetta. Mettilo là. Merci. Allora, signorina, lei cosa ha preso? Carta. No. Pagate tutti con carta possibilmente, che è più comodo, grazie. Una scossa di telefono. Dove? Nel mio culo. Ah, ok, no, pensavo, perché qua è un periodo che siamo tranquilli, però insomma, mai sapete. Fagli lo sconto, c'ho la maglia col cane la signora. Non ho messo ancora gli sconti.
poi 99 centesimi c'aveva la fascetta di banconote davanti. No, non penso. Perché sono tutte banconote da 1 cent. Lo giuro. Salve. 3,13. A posto. Grazie mille. Dobbiamo refillare? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, anche se stiamo per far salire il livello del negozio. Un po' di pane. È finita la farina. Mettiamo la farina. Questi ce li abbiamo. Questi cereali stanno un po' tanto. Stanno un po' tanti in effetti. Allora, andiamo a 24 e andiamo a prendere queste due cose. Salve. Carta contanti. Contanti 7,23. 20 e 3. Noi abbiamo una casa, dormiamo nel negozio. Come funziona? 1, 2 e 3. Allora, a questo punto ci facciamo l'ordine qua e ci rimpinguiamo un pochino di cose. Sì. Ma non è acqua questa? No, mi sa che hai preso l'orzata, secondo me. Vabbè, ci ho messo un po' di orzata. Ti piace l'orzata? Gnagni, però tu bevi con piacere. No, dai, mi sono un bicchiere. Vabbè, lo metto in frigo poi. Allora, tu devi avere 0 di resto. Ok, ragazzi, sono buono, le 7 di sera. Devo dire la verità, è molto buona. No, ma sai quante volte ho confuso la bottiglia e sono andato proprio tranquillo e poi mi sono Perché l'ho trovato. messo? Ma perché è scura quest'acqua? È una bottiglia sigillata, praticamente. Perché è scura questa? C'è un problema alla base, capito? Penso che mangiano dell'ultimo manzo di Wagyu. Allora, noi volendo chiudere il negozio, no? Signori, ma ho messo è chiuso, perdonate. Allora, la farinozza la rimettiamo qua. E abbiamo l'olio di semi di merluzzo che mettiamo qua. Sì, però dobbiamo alzare un po' i prezzi. Ci abbiamo guadagnato 6 dollari a fine giornata. No, è perché ho speso per comprare le cose. Però i soldi sono entrati che abbiamo fatto un paio no, di lo so, refill. dico, però comunque a fine giornata sono rimasto 6 dollari. Allora, noi adesso spegniamo le luci. Sì, perché consumano. Abbiamo la porta. Premi enter per finire il giorno. Quindi non c'ha casa, non c'ha niente. Ok, allora. Punti negozio 88. Entrate 36 dollari. Dighi dighi di. Costi di fornitura meno 80, profitto totale meno 43 dollari. Ma è il primo giorno, è l'apertura. Riceverai le bollette giornaliere a partire da oggi. Assicurati di pagare le fatture usando il tuo computer prima della loro data di scadenza o verranno pagate automaticamente. Scusami, qual è lo svantaggio? Fossi dato una penale, non lo so, vedremo. È scomparso il puntatore del mouse, perdonatemi. Ecco qua. Allora, io vorrei vedere la mappa. Ah, c'è un po' di antani. Allora, giustamente, andiamo a aprire qua. Non è ancora orario. Dal computer gestione bisogna prendere questa roba da fare, le espansioni per il supermercato, si possono anche assumere rifornitori, quindi magazzinieri e cassieri a livello 10. Porcaccia. Vabbè, dovremmo cavarcela da soli per un po'. Marco, così come abbiamo fatto col mondo della droga, così iniziamo anche ovviamente in un videogioco, specifichiamo. Un videogioco c'è tutto quanto su le Twitch, live, quindi specifichiamo, no, perché sennò ci arresta. quello poi sono usciti un bel po' di aggiornamenti, eppure sarebbe da fare un controllino per vedere che cosa hanno messo. Se solo qualcuno avesse voluto giocare con noi, se solo. Signorina, ma lei che cosa ci fa con tutta sta farina, perdono? Fa le torte? Ma è la gemella di quella di prima, quella poi ci sta. Vedi, lei però non prende solo lo zio ha preso però 3 pacchi di pasta. Vabbè, questa invece è la panna della pasta. Sì. Salve. Va bene.
Cioè, dopo 3 dollari hai pagato col 100 dollari, ma non ti aiuta la testa. 5,49, vabbè, magari è solo questi, chi lo sa. Vaffanculo. 50, 80, 5, 6 e 7. Salve. Oh no, ha detto che non riusciva a trovare la pasta. Finita la pasta, porca la miseria. Abbiamo 2 di pasta. Momento è la pasta, Mori. È bello, cerchi nello scaffale di prodotto, cioè un prodotto c'è. Va bene, va bene. I clienti vanno aiutati. Assolutamente. 94. 6 dollari. Cambiato i colori all'improvviso la ragazza, ma va bene così. Va bene. Poi signorino, un attimo che ci è arrivato il pacco. No, perché non l'ho ordinato. A posto. Un attimo che la pasta arriva, Craftung farina non ha trovato. Non ha trovato. No, non ha trovato. Non c'è più nulla. Allora, mettiamo tanta pasta. Così, panzana. Solo le penne, però. Qua mangiano solo penne. No, solo penne. Mettiamo pure sotto. Ecco qua. Ragazzi, più pasta per tutti. No? Guarda come ci comprano la pasta, va. Facciamo un negozio solo pasta. Un pastificio. Grazie. A posto. Indicatore di sporcizia. No, quindi giustamente dobbiamo fare no, penso questo. Selezionare il mop, il mocio. Sì. Ci devo passare più volte. Forse oggi non è questa parte qua. Forse questi sono da prendere e da buttare. Aspetta. Ok. Allora, lo sporco è là a terra. 1, 2, 3. Bravi con la carta, bravissimi. Allora, mocio. Ecco qua, ti fa vedere dove. Ok. Devi prendere pure l'altro. Seleziona la spugna per pulire la finestra. Tu sei un mago, Harry. Oh, così. Madonna. 7,03. Il signor Alfred. Sì. E difatti paga con carta. La carta di Bruce Wayne, ovviamente. Prego. Allora, e c'era l'altro sporco a terra qua. Ecco qua. Pure quello. C'è questo qua da buttare. Ok. E che cazzo l'hanno buttato? Ma sta pasta dove cazzo l'hanno lanciata? Ma poi dietro al nostro bancone. I don't know. Buon soir quello. Venditori di... non si legge. Vabbè. Venditori di vari generi alimentari, mettiamola così. Ma abbiamo finito tutto. No, penso che non è scesa la chat, così. Di tartufi. Sì. No, i tartufi ancora non li abbiamo disponibili. A tempo debito. Abbiamo olio, pasta, zucchero a velo, niente perché abbiamo finito tutto. Ma questo è il supermercato simulatore? Sì, 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 quello lo è. È proprio lui. Allora, io direi sono le 7 di sera. Acquista una cassa dal mercato. Acquista una cassa dal mercato. Mercato. Acquista una cassa. Forse una cassa di... Cassa. Ecco. Permette di trasportare vari prodotti senza scatole. Costa 30 dollari. Ma fa forza, sì, questo. Quindi così possiamo ordinare i prodotti più facilmente. Solo modo dobbiamo... Non c'ho proprio.
Utilizzo tenendo premuto tab per aprire la ruota degli strumenti e raccogliere la cassa e ci possiamo portare più oggetti insieme. Allora, qua dobbiamo pagare questi e vedere che cosa riusciamo a comprare. Capito però, per un pacco di pasti no, mi pare un po' esagerato. Grazie. E poi noi abbiamo quindi soldi infiniti nella cassa, quindi in realtà noi siamo ricchi. Non dovrebbero esserci problemi, difatti. 18 dollari. A posto. Ragazzi, ci sono le coppole di cazzo, perdonate. Aspettate, accendo pure la luce perché sennò non vedete. Ragazzi, qui chiude. Tutto chiuso. Facciamo 2 pulizie. Ok, qua è tutto pulito. Una pulitina al vetro, perché no? 2 cose nel mio negozio, pavimento e il vetro. Dov'è? No, quello non ti preoccupare, giustamente. No, quello tanto abbiamo fatto una live un po' così tranquilla, giusto per provare qualcosa e riprendere pure l'abitudine di tornare in live. Non ti preoccupare, penso che comunque facciamo manco tantissimo noi. Allora, ma puoi ordinare già qualcosa? Penso che posso già ordinare qualcosa. Almeno ci mettiamo del cibo. E noi con 10 è solo farina la farina e pasta, pure la pasta, sì. Credo. Prezzo unitario 99, no, ma andiamo a prendere uno solo di questo, che poi ci sono le spese di spedizione. Chiuso dopo le 9, quindi abbiamo ordinato domani mattina. Vabbè. Oggi siamo in attivo. 3 dollari abbiamo guadagnato. Attenzione che c'è il riscatto, attenzione. Ordiniamo e poi apriamo il negozio. Allora, ordiniamo. Aspettiamo il pacco. Abbiamo preso la cassa. Non così, forse dobbiamo prima aprire. Aggiungi alla cassa tasto destro. Forse solo dagli scaffali. Mi sa di sì. Va bene. Allora, pasta. Rina vuole lo scatolo? Anche me lo chiedono spesso quando vado a buttare i cartoni. A posto. Andiamo un po' nel quartiere, visto che il tempo non va avanti. Questo è il magazzino? Magazzino. Dobbiamo sbloccare. C'è un albergo. Andiamo nella mappa. Dice che c'è un negozio qua dove si può andare. C'è la lavanderia. Dunkin' Donuts. Dice che c'è un negozio che al momento non siamo autorizzati ad utilizzare. Questa è una licenza prodotto usando il computer. Questo è per avere i prodotti aggiuntivi. Ma avevi soldi? No, quello vediamo un attimino. Computer. Aspetta, non apri ancora, fai prima da questo. Gianmarco, il problema è che abbiamo 8 centesimi. Vabbè, tu fai comunque questo. Vediamo come si fa. Non lo puoi fare perché tu si fa fatto da qua ed è uno di questi. La licenza, quella più economica per vendere acqua in bottiglia, formaggio, caffè, uova, latte e tè nero costa 200 dollari. Come cazzo è facile? Io ho visto c'è pure la sezione prezzi nel menu di base qua. Vedi se ti puoi alzare qualcosa. Là, prezzi. Questi sono i prezzi che abbiamo. Questa è la situazione normale al momento. Ci premi sopra qualcosa. No, qua ti fa vedere i prezzi relativi agli altri negozi e quant'altro. Prezzo di mercato è 3,12 dollari. Noi li vendiamo a 99. E non c'è ancora un nome. Non c'è stato data ancora la possibilità. Supermarket. Questo è il proto market. Se ci fa mettere il nome da qualche parte, allora, noi potremmo chiedere un prestito per comprare il cibo. Questa scena già l'hai vissuta sotto un'altra ottica. Io già l'ho vissuta questa scena. Mi sembra un attimo qualcosa di già visto proprio. Allora, capiamo come funziona. Allora, pagamento giornaliero. Lui mo ci dà 7,50. Appunto, però noi al momento siamo nello stato dove non abbiamo soldi per fare
acquisti a comprare il materiale da vendita, non possiamo avere prodotti disponibili. Proviamo. Tanto oggi mal che vada, perdiamo e rifacciamo. Aspetta, pagamento. No, possiamo aumentare la durata del prestito diminuendo il pagamento giornaliero. Però dobbiamo dargli molti più soldi. Facciamo quello base, lo teniamo a 15 giorni. Allora, no. Dovremmo fare $50 al giorno, però con 7,50 noi riusciamo a farci bella spesa. Attenzione, noi ci prepariamo. Dobbiamo riempire gli scaffali, così. Allora, innanzitutto completiamo la quest. Vuoi usarti subito 200 qua? E sono prodotti buoni questi qua, sono prodotti di livello 2. Quindi va, si possono vendere. No, ci sta, vai. Acquistato, licenza del prodotto. Acquista un... Allora, gioco, mo con calma. Sfizio, quanto costassero, per curiosità? Un frigo e uno scaffale. Capa da cazzo. Oggi, ma 200. Capa da cazzo. Il frigo dove sta? Ho perso. Il frigo singolo 200. Oggi 400, non acquistiamo più niente poi. Allora, no, noi ci acquistiamo un paio di prodotti. Cos'è che ci fa questi rendere vanno sullo scaffale e questi qua vanno solo nel frigo. È indicato? Sì. Allora, prendiamo tutti quelli che vanno sullo scaffale a -1. Ce li possiamo permettere. Mettiamo uno di questi. I Choki Pix. Un pane a fette. Un po' di pane. Farina. Olio. Pasta. Zucchero a velo. L'acqua no. Formaggio no. Caffè tostatura forte Narvalo. $55, vero zio, Vai. Uova nel frigo non ce l'abbiamo. Latte nel frigo non ce l'abbiamo. Tè nero. E sono 20 ne escono dentro. Ok. $200 di spesa. In totale, vero? Sono 337 che ci restano, quindi riusciamo pure a pagarci un attimino. Vedremo come va sta giornata. Allora, ora però tu dovresti funzionare se è possibile, perché se no, allora aspetta, facciamo la prima sistemazione. Ma questi solo dallo scaffale, aspetta, vi faccio vedere. Se ne andiamo qua e te li sistemi dove vuoi. Vabbè. Allora, manco una volta aperti riusciamo. L'abbiamo fatto già prima, no zio? Allora, zona nuova. I Choki Pix li mettiamo qua. Poi il tè nero di piano basso, lo zio, tè nero il caffè. Siamo qua sotto qua, No, lo fa mettere solo qua, ok, quindi sono solo questi tre scaffali qua, quindi qua. E di questi ne sono un bel po'. Poi abbiamo la pasta del capitano e l'abbiamo messa qua e sotto. Poi il caffè lo mettiamo qua. Caffè del Narvalo, tra l'altro. Che ci sta. Un po' d'olio, che non è quello di ricino, ma è olio di semi di girasole. Olio bio, sì. E l'avevamo messo qua. Ok. Tutto questo sono ancora le 8, il tempo non è andato avanti. La pane l'avevamo messo qua. La farina, dove cazzo l'ho messo la farina? Ok, no, qua sotto qua, ecco qua. Ok, questi qua ce li fa mettere. Sì. Vabbè. E c'è l'ultimo. su. Ti posso dire, prima di startare, sì, mettiti nel carrello della spesa già qualche altro pacco di qualcosa, tanto se tu non confermi non compra. Allora, si succede qualcosa, chiamala, poi invia, ci arrivano subito. A parte che dobbiamo mettere i prezzi sui prodotti nuovi che abbiamo messo. Dove manca il prezzo? Qui c'è, qui non è stato messo. Costo medio 2,75. Allora per Putin cagna i prezzi. No, invece ci siamo fatti il primo giro così per vedere un attimino. No, $3. Il prezzo di mercato è 5,78. Costo medio 2,75, $3, vai $3.
Voi sono Fabio, ho sentito della brutta notizia. Fabio, Buonasera. sì, bonsoir. Però non ci siamo abbattuti, non solo l'abbiamo riaperto, ma vi dico proprio in questo momento, notizia aggiornata oggi, dopo il culo fatto così, abbiamo inserito circa un 5.000-6.000 oggetti per il momento. Quindi penso che come va Direi che non è male, lo zio. ma domani pensiamo a mettere gli altri. Cioè ci brucia davvero il fronte. Dopo oggi però, vediamo un attimino. Sì, qua. Allora, ma ci dobbiamo fare così, guarda, aspetta, ma confermiamo di base, ce li vediamo un attimo uno per uno. Allora, prezzo di mercato qua, che già è più credibile per l'olio oggi. Allora, 1,50 oggi, no, $3 oggi è doppio. Questo è il bottiglione grosso. Ma il costo medio 1,50 metti $3, metti $2. Prezzo di mercato è 4,50. Voglio metterne uno alto per vedere come reagiscono i personaggi. Vai, in base a quello possiamo capire fin dove possiamo spingerci. Vedi il Susu? Il Susu c'ha un prezzo medio di 4,83. L'inflazione e le rotture di coglioni. Tra parentesi. Facciamo 1,50 lo zio, 200 no. $2 lo zio. $2. La pasta, che è il nostro cavallo da battaglia, sì, mettiamola così, è la Panzati, lo zio, la Panzati va forte. Costa la 3,12, 1,25. C'è sta l'inflazione. L'ha detto pure Fabio. Che dobbiamo fare? No? Con l'1% di sconto. Ma sì, vai così. Ok, fa vedere verdi prezzi scontati. Ok, è stato curato nel dettaglio questo gioco. Vabbè. Allora, 1,25. Farina. Regaliamo gli oggetti. No, non si può fare. Manco qua lo posso fare. No. Di là non lo posso fare. Di qua non lo posso fare. Ma poi facciamo il game over. Qua dobbiamo rifare un'altra volta tutto quanto. Allora, ma no. 99. Ok. Allora, i Chucky Pix. Colazione importante. 3,50. 3,50? Ok, affare fatto. Pane 99 centesimi. $1. $1. No. Ci guadagniamo un giro perché il pane non si deve togliere a nessuno. Il tè. Prezzo di mercato 5,78. Facciamo un 3,80. Va bene. Va bene. Anzi no. Un 3,50. E non ne parliamo più. Vai. È l'ultimo. Il caffè della Peppina con un prezzo medio di 10,48. Quanta cazzo costa un caffè? Questo va a $8 lo zi base. Naturalmente ci tengo a precisare che qui è un conto come stiamo mettendo i prezzi per il negozio è non facciamo così e non andiamo mai avanti ok ragazzi, allora tu sei il primo cliente, tutto pulito, tutto sistemato, mettiamoci ai posti di combattimento, prego. Ma dobbiamo solo incassare soldi, anzi nel frattempo metto qui come hai detto tu prima, mettiti tipo pasta, olio e buttaci dentro anche un Susu per il momento, lo zio, invece di sti capo prima che succede. Ok, allora. Ehi, ma ieri sono venuti tutti, noi che abbiamo pure i prodotti nuovi, abbiamo investito, non viene nessuno. Ma entrano tutti, scusate, avete il latte? No, non ce l'abbiamo. Allora ragazzi, nel frattempo che ci raccontate mentre aspettiamo un attimo i clienti che oggi non vogliono venire, dopo i numerosi investimenti e il prestito richiesto? Sì. Perché no? Perché no? Così. Nessuno vado a prendere un secondo dell'acqua. Sì. Anzi, poi prendo questa e devo mettere un po' uno stereo, qualcosa che almeno così ci facciamo fare un po' di compagnia. Oh, eccoli, due clienti. Allora,
No, al momento nessun segno di rabbia, quindi va bene così. 99. Come siete belli quando pagate con carta. Lo scontrino avviene in automatico. C'è lo scontrino. Quindi abbiamo tutto. Gli scontrini vengono fatti, noi non li vediamo ma ci sono. Poi vengono i clienti e una cosa da 10 dollari la pagano con 100 dollari, però va bene anche così. 538, 549 e un bel cinquantino. Ti do anche le monetine. Questo ha fatto un bello spesone. 11,50. Andiamo di assumere immediatamente qualcuno alla cassa. Comunque già così con un paio d'ordini abbiamo fatto un bel po' in ordine. Al momento sempre tutti in ordine, dottor Fabio, tutto a posto. Il negozio già ce l'hanno dato fatto, quindi però ci hanno detto che ci sono le bollette da pagare. Allora, signorina prende e paga con carta. Ok, comunque i soldi stanno entrando. E già abbiamo finito il caffè. Porca troia. Come siamo a fatturato oggi? Siamo arrivati a 424 dollari. Oh no. Allora, dobbiamo andare a prendere un po' di caffè perché è richiesto nonostante il prezzo è tutto. E ci mettiamo anche un po' di coffee. Mentre così assaggerò del cinghiale. Perché no? Facciamo vedere un attimo il packaging del cinghiale. Non ci stiamo pagando, ricordiamo questa cosa. Ma al momento jerky, carne secca di cinghiale. Lui è Arturo. Cinghiale. No, si chiama Arturo. Allora, questo ce lo togliamo un attimo da mezzo qua. Okay. Signori, aspettate un attimo. Signori, momento. No, ho sbagliato a mettere. Allora, fermi tutti, facciamo subito il resto. L'odore è lo stesso così, identico odore di salame beretta, forse un po' più speziato. Ok, allora vediamo se mi fanno un attimo sistemare sta roba. Prego. Questo è il cinghiale. Signori, al cinghiale. Cinghiale è buono. Cinghiale è buono. Non so se reggerà, Fabio. No, non so. Noi ci proviamo. A punta salata forse. Punta salata, ma il cinghiale merita. Sì. Cinghiale è buono. Buono. Ok. Allora, io vorrei cercare di mettere un momento e siamo da voi. Dica Luca. Ok, allora. C'è un po' di zozar qui in giro. Tu vai qua. Vetro. Nel dubbio, sai com'è? Le paga con carta. Ok, la giornata sta finendo. Soldi stanno entrando. O WD6, ma lo mettiamo pure accanto a sto punto. Ecco qua. Salve. $1. E siamo saliti a livello 4 col negozio. Voi. Torna quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore. Allora, questi sono tutti gli scatoli. Abbiamo riempito un attimino con tutto. Lei è arrivato giusto in tempo, signore. Giusto in tempo.
Ok. Comunque di soldi ne stiamo facendo, abbiamo ancora roba sugli scaffali. Salve. $7. Signore, ci vuole. Ma adesso lo compriamo il frigorifero, signore. Ce lo possiamo un attimo permettere. Allora, facciamo così: sono le 9, si chiude, si fa la pulitina, ci sistemiamo un attimo gli scaffali, però in quest'ottica qua. Tu da qui vai qua, tu da qua. Ok, ci fa mettere solo quelli vicini. Ok, vabbè, io lo volevo mettere qua, lo settiamo da dopo. Allora, questi qua. C'è un altro po' di pasta del capitano a questo punto. Panzata. Chi si è visto, si è visto. Questi due ce li teniamo qua. Non ce li dobbiamo mettere il su. Lo mettiamo un pochettino qua. Metti pure un coppo, lo zio che ti è rimasto. Lo mettiamo qua. E voilà, abbiamo fatto. Prepariamoci pure qualcos'altro nel carretto, lo zio. Allora, per domani. Allora, un frigo singolo. Vicino, lo zio, ma paga pure la rata, Mini frigo 125. Scaffali frigo singolo. Però quell'altro là diceva frigo. Scaffali frigo doppio, no? Penso che questo o il mini frigo. Acquista un frigo o uno scaffale, lo zio. Non tutti e due. Quindi scaffali frigo singolo che puoi mettere due prodotti. Nel frigo singolo qua ne puoi mettere di più. No, a lungo andare. Ma mancata solo uno di due. Lo compriamo il frigo singolo. Vai. E iniziamo a mettere un po' di latte che ce l'hanno chiesto. Sono pure 16 bottiglie. Chiude dopo le 9. Ok, dobbiamo finire la giornata. E difatti abbiamo fatto un bel po' di guadagni, che abbiamo aggiustato anche i prezzi e tutto. Prezzi del mercato cambiati per i seguenti prodotti. Il tè nero è salito di prezzo. 6,82 lo zio, $4. $4. Allora, facciamo spese pazze e folli. Che già abbiamo messo e preparato da mezzo. Però le consegne sono immediate, è bello il servizio di consegne che c'è qua. Allora, questo sarà il frigo. Dici? Questo sarà il frigo. Ecco qua. Poi il latte arriva nei cartoni, viene lasciato al sole e tutto resta no, questo... c'è l'ombra dell'albero. C'è l'ombra dell'albero, bravo. Ci sono 0 gradi. Lì. Allora. Ecco qua. 2 scaffali, mettiamo il latte. E a questo punto acqua e uova. Adesso come stai? Dobbiamo vedere, dobbiamo aggiustare pure i prezzi, zio. Poi ci mettiamo, tanto il gioco non va avanti, quindi abbiamo tutto il tempo di sistemarci un attimino il tutto. Allora, acqua, e questa ce la teniamo qua, e prendiamo le uova. Le uova. Ecco qua, le uova, e abbiamo riempito tutto. Allora, per i prezzi, un lattuccio che costa 2,40, 1,20. 1,25. Mi piace che finisce col 5. L'acqua, l'acqua, dobbiamo fare una cosa, facciamo $1, proprio la teniamo simbolica. Vai così. Le uova 3,98 di base $2, quando fa salire a oggi 2,70, 52,70. vorrei fosse troppo, con 2,30
2,30, 2 centesimi di guadagno là, 2,70. No, teniamo 71 che non è un numero. 2,69. 2,69. A posto. Visto che veramente cazzo quando ero rista poi, che lo problema. Vabbè. Però vedo dei buchi, lo zio. Allora, dobbiamo prendere il pane. Ma senza riso. Il pane, ma non c'è ancora il riso. Non c'è riso. Ma secondo me c'è un furgone qua fuori collegato col GPS. Appena mandi l'ordine subito mandano la roba. È il pluribus. Ok, a questo punto questi ce li teniamo e via. Oggi non vediamo neanche un cliente. Allora, aspetta, chiudi. I prezzi, dobbiamo aggiustare i prezzi. Dove? Di tu, quei cosi che sono cambiati, così. Dobbiamo ricontrollare. Aspetta, facciamo prezzi. Sono scesi i cereali e la farina. Ok. Ed è salito un altro, però era? Era il tè. Tè? Il tè. Tè, perfetto. Il tè già abbiamo aggiustato il prezzo. Ok. Quindi dobbiamo aggiustare i cereali, scendere un pochino il prezzo. Profitto meno 0,3. Perché meno 0,13? Che è aumentato il costo medio, quindi qua lo dobbiamo alzare. Se ne mettiamo mo $3, risaliamo. $3 per un momento. Vada, che sì, un attimo. Va bene, signora, va bene. Signora, grazie mille. 3,50, lo zio, vai. Sì, è per forza. Per forza. Cereali al cioccolato, dov'è? E l'altro qual era? La farina? L'altro era la farina, che non abbiamo. Quasi è mancata la farina. Aspetta. Subito.it. Farina. Ecco qua. Logo. Allora, farina. Dobbiamo alzare il prezzo. $2, vai. $2. Ok. Acquista una nuova sezione usando il tuo computer per espandere il negozio. Momento, stiamo facendo le vendite qua. Fermatevi. Ma tutte queste uova tu che ci devi fare? 18,76. 1,24. Ma fa belle spese. Grazie. Prego, prego. Oh là, amici, signorina. Signorina. Complimenti. Ma vi piace questo negozio? Allora, bravo. Così quando ingraniamo iniziano gli sconti, Facciamo grandi svendite. Oh, buonasera Reagan. Buonasera Reagan. Il tè sale a $8. Noi lo mettiamo a 10. Ma io super sconto posso fare una battuta? Posso fare una battuta? Sì. Io non voglio tornare sempre sugli stessi argomenti. Però io mi sto divertendo. Ma perché non lo posso fare nella vita reale? È un po' più difficile. Ma perché? Mannaggia la miseria. Qua non devi fare la burocrazia, ricordati sempre. Tu qua stai giocando e basta. Qui devi fare tutta la burocrazia, così. E come abbiamo ben notato, in Italia soprattutto non va a fare. Reagan, tutto bene? Questo è il nostro supermercato, Reagan. Molto Reagan, visto le cose con il negozio, ho detto mettiamo sto titolo in live stasera, almeno ci facciamo 2 risate. Almeno qua stiamo riuscendo a fare qualcosa. Signorino. 4,62. Io i cassieri li ho nel cuore. Abbiamo un sogno nel cuore. Cassiere torna campione. Oh, i cereali oggi sono andati a ruba oggi, Sì. Vedo il susu. Che non l'ho detto pure prima già in live. Oggi la giornata è stata produttiva. Per il negozio abbiamo caricato circa 5.000 prodotti. Che ho proprio detto a Martina stamattina. Ieri in live è stato detto che avevamo pochi prodotti, quindi il primo obiettivo è stato quello di fissare il tutto. 5.000 e passa caricati oggi, domani ci rifacciamo un po' il cuore come una capanna e vediamo di mettere qualche altra cosa anche oltre videogiochi e quant'altro.
Sì, c'ha brucio fronte, guarda. Però ci siamo riusciti, già sono sul sito e tutto. Dovevamo metterci pure noi un pochettino alla prova per vedere se ce la facevamo. Che cazzarola ce l'abbiamo fatta. Vabbè, questa carne Che picchia. mi ha fatto un'ottima idea, eh. Allora, 4 litri di latte che paga col $100, mi sembra giusto. Mi sembra assolutamente giusto. Siamo ancora... Allora, guarda, se entri adesso lo vedi pure da come... Non so io come è stato mosso, che Martina si stava occupando tutto oggi pomeriggio dell'home page principale, dell'impaginazione e tutto, e siamo rimasti che vedevamo domani mattina, quindi è capace che tu vedi cose adesso che io non so. Io sono stato autorizzato a riaprirlo domani mattina e non prima. Allora, un po' di moccio, il vetro, una mezza... No, dai, era abbastanza pulito. Stiamo caricando in base a quelli che sono i trend e le cose che più ci possono far trovare da qualcuno. Per domani vediamo di mettere altri prodotti, quindi vorremmo cercare di mettere anche domani lo stesso numero che abbiamo messo oggi. Così bisogna fare un po' di su, Sì, deve finire la giornata e ci dobbiamo riorganizzare per domani mattina. Sì. Anche perché i soldi ne abbiamo fatti, Sì, nonostante sì. abbiamo speso un bel po'. Non ha trovato il formaggio. Vabbè, signore, un attimo, porca madosca. Sì, bravi, 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 fate la spesa. 27, nessun resto. Ok, guadagni li stiamo iniziando a fare. Sì. Dobbiamo controllare le bollette e le cose pure, così. Allora. Gestione. Mo ce lo vediamo domani mattina con calma. Vabbè, basta quando chiudiamo il negozio. Allora, 2, tutto a posto. Tu. Bello che paghi con carta. Alcuni scaffali li abbiamo completamente finiti, avevamo tutto pieno. Sì, hanno fatto un bel buco oggi. Ok, però è andata bene. Signori, sono le 8, tante care cose. Allora, ordinamento. Basta. Mo che arriva lo stipendio potrei farmi il controller blu metallizzato che avete messo. Allora, piccola nota che vi posso già dare. I prezzi noi li stiamo aggiustando per categorie e quant'altro, quindi di base stiamo cercando di mettere i prezzi sotto una certa ottica. Se vi serve qualcosa, diteci, così come hai detto tu la cosa del controller. Prima che lo vuoi prendere e quant'altro, dimmelo prima in live, perché noi così controlli precisi sui prezzi ce li facciamo su quello che a voi interessa prendere o per le indicazioni che ci arrivano, così se possiamo aggiustare il prezzo un altro pochino e renderlo migliore, lo facciamo direttamente. Ok, allora qua tutto a posto. Mo un po' d'acqua qua, l'acqua è completamente finita e ce l'abbiamo. Allora, cosa dobbiamo fare? Qua e ci siamo puliti lo scaffale. Dobbiamo prendere tutto. Tutto. Controlliamo pure le bollette là. Allora, gestione, licenze, fatture. A posto, siamo puliti. Siamo completamente puliti, Gianmarco. Tutto a posto. Ci avanzano altri $317. Sviluppo? Mo sviluppo è per acquistare. Aspetta. Quindi lo possiamo fare molto più grande, però servono 350 e non è il momento. Qualche entrata, sì, come licenze e quant'altro, niente, sviluppo, assunzione, però serve il livello 10 e siamo a metà. Ce ne vuole. Ah, ci sono anche gli altri, non li avevo visti. Assistente clienti. Aiuto ai clienti con le casse self-service. Ci sono i custodi. Ma secondo me sto gioco c'ha un bel po' di cose da poter fare. No, Regen, non assumeremo una minoranza migliore etnica. Il tuo negozio, se sa lavorare bene, no, sì. Come forza lavoro, quindi come mezzo schiavo praticamente. No.
tutti a contratto, tutti stipendi, tutto a posto. Se vali resti, se non vali vai via a calcio. Come fai il ragionamento è facile. Fanculo panzone. Quindi la personalizzazione si può fare, però dobbiamo aumentare il livello del negozio. Ok. Vedete l'altro cinghiale. Cinghiale, lo gradisco. Ho fatto una bella scelta così. Allora, tanto ci dice da qua quanti ne abbiamo. Un Chocpix. Un pane. Farina niente. Olio ne abbiamo 2 ripiani pieni. Uno di pasta. 2 su sì. 2 su. È vuoto. Ah già, noi l'abbiamo messo sopra e sotto, è vero. L'acqua l'abbiamo messa, ma... Sì, Regen. Esattamente. Questo è quello di prima, questo è del peppino. Abbiamo preso anche del Wagyu per sfiziarci, che sa di salamino beretta, però mostra anche il cinghiol. Questo. Ma ce ne stanno altre qua miste. Poi ne abbiamo altri che apriremo nei prossimi giorni. Anzi, e vi dico che già da qua io e Gianmarco ci siamo fatti il nostro parere e penso che... Sì, Regen, decisamente. Diciamo tranquillamente, l'abbiamo acquistato da Carni Secche Italiane, carneseccaitalia.it, fatto l'ordine settimana scorsa e oggi ci è arrivato tutto. C'ha molti gusti, sono molto buoni, questi qua che abbiamo assaggiato. Domenica. È vero, domenica abbiamo fatto 2 l'ordine. giorni di spedizione, è arrivato precisamente il terzo giorno. Quindi se vi piace e c'è anche dei prezzi molto buoni, molto buoni, fateci un salto. Mamma mia. Una buscina di questi io il pomeriggio mentre lavoro me la metto qua, io sto a posto. Il Sahara. Aspetta, almeno li facciamo di quelli che abbiamo preso. Aspetta. Allora, le mie. Queste sono quelle che ha preso il Jumbox. Manzo, suino, Queste sono, vabbè, la terza tua è... e tacchino. E poi c'era il cinghialotto. Che stiamo mangiando. E il cinghialotto lascia un bel sapore in bocca proprio. Vabbè, la terza tua è sempre manzo, quindi sì. è inutile. Vabbè, no, dammi qua così ti faccio vedere la differenza. Io ho preso pizza pork jerky, che poi uno dice napoletano, vede pizza, giustamente sì, va provato. Ho preso il cervo e ho preso invece di questi qua i pacchettini piccoli, proprio il pacchettone questo qua grosso con i pezzettoni belli pieni, da 40 grammi. Sappi, quelli di tuo fratello mi caco il cazzo di andare a prenderli, quindi sono un manzo, è un manzo e un suino alla smoked BBQ col no, Honey BBQ, smoked Honey BBQ, sì. Quale, Regen? Cioè davvero hanno fatto una cosa bella e buona, soprattutto che sana, polenta valsugana. Guardi, lo sai, io non sono avido nelle cose, ma le posso dire un altro pezzo di cinghiale perché lascia un caccio di sapore in bocca bellissimo. Diciamo, non sbaglia mai con le cose. Il cinghiale me lo devo mettere tra quelli che devo prendere la prossima volta. Poi ci sta. È salato pure al punto giusto, quindi mi metti un bicchiere d'acqua. Quella pizza, guarda, io l'ho preso proprio perché è particolare e voglio vedere un attimino com'è. No, io aborro. Però di base per queste 2 o 3 cose che abbiamo provato, la qualità è buona. Sì. I prodotti sono arrivati integri, tutto a posto, tutto tranquillo. Se conoscete il sito continuate ad andarci, se no andateci perché c'ha prezzi buoni. Oggi dobbiamo alzare i prezzi, mi sa. Allora, acqua e pasta. Andiamo dobbiamo. Innanzitutto, ce lo dice pure da qua, che è salito il prezzo unitario. Quindi noi dobbiamo alzare i prezzi di questi qua, come abbiamo fatto prima. Allora, abbiamo manco il tè. Allora, vedi che però già c'è la roba nel carrello, eh? Sì, sono le cose queste qua. Ancora è perché la sera non possiamo ordinare.
Allora, datemi un secondo e vengo. Ok, Siamo tornati. adesso sì. Scusate. Allora, No, sì, ma così l'acqua la mettiamo qua a terra. Comunque che avevamo risposto e detto, vabbè, ci può stare magari che quella solo per la Ho palestra. dimenticato che avevo staccato il microfono. Siamo fuori allenamento da live. No, che prima non succedeva, però mo hai capito, un attimo sì. Vabbè, no, è un fatto caratteriale. Allora, un po' di su. No, vabbè, metti qua, fai così. Ok. E poi c'è i Chalk Picks. Ecco qua, a posto. Allora, abbiamo un po' di riassortimento. Dobbiamo alzare i prezzi. Dovevamo alzare i prezzi di... Era acqua e un'altra cosa, acqua e pasta. Acqua e pasta. Quindi, la pasta... Quanto se diamo? 3,34. Così. Nango. 1,50.
1,49. Va bene. Top. E abbiamo detto l'acqua. Ho commentato a 13 anni, che nella Madonna, e questa è l'America, re. L'ho già ammazzato poco. Andiamo a mettere no, 1,35, oggi è troppo poco, 1,50 pure qua. Ti accetto 1,42 se vuoi. 1,42. Vai così. Allora, signori, si apre. Dacci almeno le personalizzazioni. Se ci dai le personalizzazioni e ci fai divertire, ti portiamo qualche altra volta, yeah? La Panzati cosa? A voglia se costa, che la Panzati. Allora, noi come shopping, cos'altro possiamo fare mentre aspettiamo qualche cliente? Pittura ancora non possiamo fare niente. Arredamento abbiamo visto che abbiamo un bel po', possiamo mettere anche la bancarella e questa sarà per frutta e verdura. Cartelli categoria, pavimento, personalizzazione, utensili, tavoletta. E questo è buono. Con 3 licenze possiamo riordinare i prodotti stesso dagli scaffali col codice a barra. E poi c'è il bastone per sconfiggere i ladri. Va bene. Allora abbiamo delle fatture. Capo de cazzo, qua ogni giorno giustamente c'è il rimborso da dare. Noi però la paghiamo. Vabbè, comunque c'hai 3 giorni ancora, cioè non lo devi abbiamo tutta la giornata comunque davanti, quindi una la iniziamo a pagare e iniziamo ad andare avanti così. Salve. Siamo dimenticati l'altro coso, oggi. Che cosa? È a fianco al tè, anche il caffè. Sì, no, aspetta, mi scusi. Lucaffè. No. Marino un attimo. Salve. Oh, grazie. 6,38. Dimmi, reghe, vabbè, anche Enzo in realtà, però sì, magari. Ci siamo tutti. Però il massimo esperto è lui. Dimmi. Che cazzo di cereale avete preso, signora? Quanti nipoti vengono a casa vostra? Ho appena visto il 2 di marzo. Ok, Beyond the Spider-Verse. Ok? Quello è stato bello. Poi no, stiamo aspettando un attimo voglio di capire dove vuole andare a prossimo. parare. Aspetta. Sì? Regan, liberati. Sfogati. Forse già so che cosa vuoi dire. Questo è il canale delle libertà. Tu sfogati, no, dici tutto quello che pensi. Del 3 si sa qualcosa? Sì. No, sì. Il 3 doveva uscire quest'anno, in realtà tipo fra 2 mesi. Peccato che la cosa sia andata a mezza puttana al momento, ci vuole più tempo, come è giusto anche che sia, perché è uno dei pochi prodotti che la Sony fa al cinema che sono decenti. Relativo a Spider-Man, visto tutto quello il casino che ha fatto dopo. Quindi è un film abbastanza considerevole, quindi al momento probabilmente se ne parla a metà dell'anno prossimo, se tutto va bene. Se tutto va bene, sicuramente un altro anno, anche perché questo film, bisogna essere oggettivi, è tagliato a metà, non è nemmeno un finale, quello è proprio un taglio del film che doveva continuare dopo l'intervallo al cinema, però è stato comunque un bel film sicuramente. A 50 la Zimo, no. Mi sono recuperati molto bene, ma lo so. Sì, perché proprio tu vedi, dici, ma è tagliato. Ci sta che su un prodotto del genere, giustamente, che fa il terzo con altri incassi al cinema, non li fa, ma è giusto perché è un prodotto di qualità. Che in teoria dovrebbe essere forse l'ultimo, questo qua, se ho capito bene, doveva essere forse l'ultimo. È un po' gestita male la situazione, tutto noi aspettiamo fiduciosi. Sì. Non penso che sbagliano pure quello là, ma... No, sarà sicuramente bello, però tanto tempo no, ci vuole del per farlo, ci vuole un po' di tempo. Io stamattina ho letto le recensioni, ho visto i pareri. Sì. C'è la nuova serie di Star Trek che è uscita. Wow. Sì. Ho sentito che già ci sono stati candidati ai Razzie Awards. Wow.
Non è stata proprio... Io posso dirla in un semplice modo, perdonate, ma lo sapete, dico le cose così come stanno. Io avevo mio padre che era un acceso appassionato di Star Trek. Penso che si sta rivoltando nella tomba con quello che hanno fatto e che hanno messo in mostra, perché non pensiamo, facciamo finta che non sia uscito. Mamma mia, madonna mia. Oh mio Dio santissimo, le mie retine, questo è quello che dicevo. Le mie retine. L'inseguimento tra ragni durava, sì, la sequenza dell'inseguimento degli Spider-Man è piuttosto lunga, sì, cioè ci sono molti Spiders da vedere in quel caso là, quindi te l'hanno fatta un po' più lunga pure, ma... Però ci può stare, sì, perché comunque diverte. Però di base è un prodotto di qualità, quindi vai là, gli diamo il beneficio del dubbio, si aspetta, quando esce, a posto. In mezzo. Ok, soldi li stiamo facendo, ma c'è un po' di sporcizia. Poi per una confezione facciamo direttamente una busta dell'immondizia, però questo va bene lo stesso. Eccoci qua. Io sono fan Star Wars, mamma Star Trek. Io ero fan di Star Wars, me l'hanno ucciso. Però, ehi, la carissima di cui, aspettate, voglio dire il nome per correttezza, perché i nomi vanno fatti, perché se no, giustamente, che sfizio c'è e dov'è la libertà di parola? Come si chiama? Forse dovrebbe essere... Sì, allora, la carissima Kathleen Kennedy, che è stata quella che era la general manager, ma non so il titolo preciso e quant'altro, però è quella che ha avuto in mano il franchise di Star Wars negli ultimi anni e che l'ha letteralmente ucciso. Inutile che ci nascondiamo e quant'altro. Che penso Reagan, come me, da fan di Star Wars, hanno ucciso tutto, è morto tutto. Non tutto. Vogliamo farci anche un'ulteriore risata? Ma sì, ma butta dentro. Notizia di poche ore fa. Notizia Conferma ufficiale. Ubisoft ha cancellato il remake di Prince of Persia, Le sabbie del tempo. Ma chi l'avrebbe mai detto? Guarda un po', cancellato, proprio ufficializzato. Non c'è più. Vabbè. È andata così. Il titolo d'Assassini, che tutti quanti ti stavano dicendo non farlo una merda, lo vogliamo in Giappone, e l'hai fatto come hai fatto, licenziamenti e tutto, hai menato il pene sul tavolo, cara Ubisoft, nelle prime settimane. Guarda quanti ne abbiamo venduti, dopo 2 o 3 settimane non si è saputo più niente. Il remake del Principe di Persia, che è un titolo che personalmente aspettavo perché ci volevo giocare, dopo tutto il casino e dopo l'ottima fanbase pure che c'hai, che l'avrebbero comprato, sì, e lo cancelli, allora la domanda sorge spontanea. Ubisoft, non hai capito manco cazzo, allora direbbe qualcuno. E noi ci uniamo a questa cosa qua, perché non so. Abbiamo una cosa con cui fare soldi. Ah no, vabbè, allora buttiamola. Quindi tu hai investito anni, tempo, risorse, fatto figure di merda, creato altri casini, promesso di aggiustare tutto e poi hai cancellato tutto. Brava Ubisoft, brava. Ci permettiamo di dire così è come non dovrebbe essere gestita una software house no, di videogiochi. non prendete esempio da così Ubisoft. No, non così prendete no. Esempio. Così no. Poi c'è anche una cosa divertente che fa sorridere. Questa, sappi che è vera questa cosa che ti sto per far sentire. Ufficiale, possiamo anche andare su Netflix e constatarla. Io ho paura di questa. È uscita la nuova parte di JoJo, che era Vento Aureo,
quella che c'è pure la parte in Italia, tutto quanto con Giorno Giovanna, se non mi sbaglio, doppiata in italiano. Ti faccio sentire questa sequenza. Ok. Aspetta. Intanto pulisco il vetro, Ecco, guarda. È già trasformata in un essere vivente che mangia in continuazione e che ha invaso il tuo corpo. Sì. E puoi vedere, è un bel Sì. Non ho capito. Hai capito? Traduzione ufficiale? Se non c'è il è un bello pesce. Va bene, va bene. Senti, è ambientato là, i versaggi sono quelli, noi parliamo così, quindi perché no? Bellissimo. Ma ci sta. Scusa, tu fai un attacco che esce un pesce dal corpo della persona. Effettivamente è un bello pesce. Ma ci sta. Costa di meno l'acqua e la farina. Forse dobbiamo abbassare un po' il prezzo? Ma oggi c'è una rapinata. Non ci sta più niente. Costo medio 1,08. Ah no, oggi dobbiamo aumentarlo ancora. Oggi 1,50. 2 centesimi. Sì, acqua. L'acqua non si nega a nessuno. Ma facciamo così. Non fa così. 10 dollari. Non fare così. Ne capi? Suona non brutto. fare così. 1,25. No, 17 no, grazie, forse no. 16, no. 1,30. Però 16 centesimi, bene, è ridicolo. $1,23. Vai. A posto. Servito. L'altro era... Così andiamo che dobbiamo fare la spesa. L'altro era... La farina. La Kraftung. Kraftung. Di cui abbiamo solo un esemplare. Oggi, questo oggi almeno 1,50 lo devi mettere, oggi sta a 2,77. Allora, che cosa dobbiamo comprare? Tutto, ho finito tutto. Allora, l'olio no, che ce l'abbiamo ancora. L'olio prima campana. Su, ce l'abbiamo. Pasta tutta. Quindi, siamo a fare 2 di pasta. Cioè, 2 paster. Qui sotto non abbiamo niente. Cicioca Pix. No, prendere oggi i Cicioca. Stanno finendo. Con sti prezzi abbiamo almeno 780 ore di gameplay. Ok, Enzo non vuole guadagnare qua, vuole prendere 20 centesimi a guadagnare. Un po' alla volta. Questi qua se ci abbassano il livello, poi non è che uno, non avendo altri prodotti da portare in live, mi devo arrangiare col titolo e spremerlo fino a poi. Ne mandiamo con calma, poi ci apriamo a tutta. Ma poi stai tu e Pino Mauro che ti 80 ore lo zio. Allora, farina, farugli, tè e caffè. Farina, tè e caffè. Sarebbe convenuto comprarlo quel tè al 50 effettivamente. Col senno di poi si fanno le cose in modo diverso, Gianmarco. Il frigo? Per il frigo è finito sia il latte che le uova. Non ricordo male. Sì. No, se sono 3. Allora, aspetta, qui un po' di pane ce l'abbiamo e questo lo buttiamo. A posto. Poi, queste sono altre d'acqua. Iniziamo a riempire qua. E l'acqua la mettiamo qua. Poi, a questo punto, uno di latte, uno di uova. E a posto. Allora, le uova. Che dolore. Gianmarco. Che dolore. Gianmarco. Un po' di caffè. Poi io ancora già capi questo qua, perché funziona, dopo metterci il pacco dentro. Venite. Ma non va così. Tirare. Non si tira, non va bene. Allora. Questo me ne resterà uno e ce lo mettiamo qua. E vaffanculo. Poi la pasta Panzati
Una pasta panzone. La pasta panzone, uno sopra e uno sotto, e un po' ci resta Prova qui. Ah, ok, no, niente. È ancora rapido. Lo metto sotto per non consumare altro spazio. Choc Pix. Forse pure a fianco li puoi mettere così. Yeah. Ecco qua. E dolcis in fondo o lattuccio. Ecco, Prova a fare tira verso il cassonetto per vedere se te lo butta. No, non lo fa. Peccato. no, ci abbiamo provato. Io mi sto intossicando con Stardew Valley e col proprietario del negozio della città che è uno della stirpe di personale pensi che Ci ho giocato molto tempo fa a Stardew Valley. figo. Avevo pure ricominciato 2 volte per provare tutti gli ultimi aggiornamenti che hanno continuato a mettere cose. C'è il mio bel salvataggio lì con ore e ore, non lo tocco, vedo tutto a posto. Io invece ho trovato un bel gioco per telefono roguelike con le carte. Ho fatto anche shoppata di altre classi perché mi stava piacendo. Sì, poi Night of the Full Moon. Bel roguelike con le carte. Sì, come si chiama? Poi parte in cinese all'inizio. E quando partono le cutscene sono in cinese anche quelle. Carattere, lascia stare. Cagate su, scusami, oggi. Allora, noi facciamo l'ultima giornata qua. Faccio vedere, ma tipo continua. Chi si muove qua, c'hai 3 scelte, le abilità, il deck con le carte che ho al momento, come non metto a favorite code, blessing, parte il file, forse lo posso fare il file, si potete fare con me, barra della vita, mana, quante azioni, peschi carte, fai cose, ok, come hai detto che si chiama? Night of the Full Moon, mi era uscito su Play Store, Reagan, giocaci. No, questo uno però mi si trovo costretto a fare il fight per colpa tua. Vabbè, ti trovi, capita. Capita. Allora, 3 qua. Stiti, anti-metter, thunderstorm. Allora, noi però di base, la cosa importante, dobbiamo pagare almeno una fattura e un po' di affitto. Sbloccaci la personalizzazione almeno, dai. $16,69. Per un paio di giorni siamo a posto. Dice il POS, devi dire che guasto le basi, ma quello è così bello e subito si fa. Ma che guasto? Ma non scherziamo proprio. Alcune volte mi è capitato di fare casino perché io mi trovo con pochi contanti a usare molto la carta e soprattutto i primi periodi dove c'è stato il boom di POS e cose varie era un problema pagare. Fai un po' di casino, guarda caso poi per magia funziona. È rotto il POS, ha detto il dottor Reger. Ma poi questa Contanti? Grazie mille. No, io lo avviso perché Reger mi ha fatto la comunicazione, capito? Finto l'olio comunque, così. Male che non dobbiamo calcolarci il resto e fare le cose in un certo modo, Salve. Ma voi due dovete uscire insieme per caso? $2 e 0,2. Là. Allora, ne possiamo anche James Bond, infatti, raga, è lui. mettere un po' d'acqua qui. Un po' di pasta. Pasta panzone. Pasta panzone. $12,99. E poi abbiamo da mocciare qua. Finestra a quanto è pulita. Ci abbiamo uno di farina. La farina oggi nessuno sa la usa. Lui prende il tè, pasta panzone,
2 pasta panzone, l'olio perché giustamente sennò poi non puoi preso cucinare. tutto il susulo, zio. Soldi abbiamo fatto qualcosa. Siamo I dietro. susù vanno fortissimo, ecco qua, è finito il susù. Ne voleva altro, un altro. Salve. Dobbiamo ordinare del Non c'è lo zucchero a vero. Lei voleva il susù. Lui è un Jedi, usa la forza, si attira le bottigline d'acqua. Fortissimo. Uno. Lui voleva il formaggio. Ci sbagliato proprio il negozio che non l'abbiamo mai messo. Dite signor, che vi serve? L'olio. C'eravamo pieni d'olio, nessuno lo voleva. Ma che l'abbiamo finito, giustamente, vogliono tutti. Ha detto pure la farina, belle di. Ci abbiamo altri 2. Riesco a mettere pure questo qua. E ci liberiamo pure qua. Ah. Prego. La stronza, eccola qua. Ok, stanno finendo quel restante di cosine che ci sono rimaste. Sono partiti anche è data. Oh, non siamo andati in live sto periodo, non sono partiti i fu. Ora ripartiamo in live e ripartono i fu. Allora ci ho fatto a posto, perdona. Va bene. Va bene. Allora. Dai che sono gli ultimi, dai. Dieci e 4. Sono pure in perfetto orario. Allora, andiamo qua, facciamo finire la giornata. Soldi ne abbiamo fatti, Che mo finiranno di nuovo tutti. che mo finiranno di nuovo tutti, Devo comprare tutto. però ci abbiamo ancora qualcosina. Da un po' d'acqua. Allora, possiamo mettere l'acqua qua, questo invece lo vediamo qua. Punto esclamativo fuochi non ce l'abbiamo come comando, No. Reagan. No, che sennò partono gli altri, capito? Peggio, peggio. Allora, finiamo la giornata. Abbiamo perso 9 dollari oggi che abbiamo fatto corsi di fornitura a 220 dollari per rifarci il tutto. Ma abbiamo meno cose. Vabbè. Allora, facciamo un bel salvataggio. Siamo a posto. Poi vediamo di riprenderlo un pochino perché devo dire la verità. Sì, per fare qualcosina e riuscire a tornare a fare un po' le live in un certo modo, perché no? Noi mo per stasera stacchiamo che comunque mo ci mettiamo a cercare noi un paio di cose e vediamo un attimino il tutto. Noi non sappiamo se ci vediamo domani sera, è ancora sotto il cielo la situazione è tutto, però ci vediamo nei prossimi giorni con tranquillità. Purtroppo stiamo tornando, ci dispiace. Ahimè, ai Purtroppo noi, ai voi. capita. Noi abbiamo cercato di farci buttare giù, di farci fermare pure con le live, eccetera, eccetera, però non è successo, quindi torneremo nei prossimi giorni. Capita, Regan, succede, capita. È la vita. Le cose capitano. Quindi noi adesso facciamo capitare di andare a riposarci, vediamo un attimino com'è la situazione e ci vediamo domani o nei prossimi giorni. Forse anche un pochino prima delle 10 perché ho in mente di staccare io ad una certa ora e iniziare ad andare in live con qualcosina, giusto per non stare sempre a lavorare tra negozio, programma e quant'altro.
quindi vediamo nei prossimi giorni come settare tutto. Ragazzoli belli, nel frattempo, buonanotte a tutti, e visto il video, visto tante cose accadute pure oggi, mettiamola così, bravo Michele, che ci vogliono i coglioni per fare quello che ha fatto lui, e avere i coglioni oggigiorno non è una cosa che hanno tutti. Poi ci sono quelli che si lamentano perché non ce li hanno in primis, ma questo è un altro discorso. Altra storia. Buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte.